Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ben arrivati, buon inizio settimana, buon lunedì 3 agosto ed iniziamo questo appuntamento delle 12 veramente con grande carica, con grande energia, con grande entusiasmo, ma soprattutto siamo realmente felici di avere con noi un grandissimo personaggio. Lui è un artista tutto tondo, lui è un grande nome internazionale legato alla moda, ma anche ad un lifestyle. Noi parliamo spesso in Io Compro Siciliano di lifestyle, di stile di vita, parliamo di identità, qualità, provenienza. Beh, lui devo dire che ha ben saputo dare la sua impronta nel campo della moda, ma non solo. Ormai si parla di lui anche nel sociale. Sono tante gli aspetti e sono tanti gli aspetti che oggi condivideremo con voi. Bene signori, oggi avremo il grande Alviero Martini. In questo appuntamento delle 12, sapete tutti i giorni, dal lunedì al sabato con voi, ma anche l'appuntamento quotidiano in Io Compro Siciliano di Aperitivo Social con il grande Francesco Caravello. Beh, continuiamo a camminare velocemente, continuiamo a condividere con voi ogni giorno grandi progetti, grandi realtà. Sapete, proprio in questi giorni presenteremo ufficialmente il nostro marketplace, il più grande marketplace del Made in Sicily, a marchio Io Compro Siciliano. Faremo la presentazione ufficiale, poi ancora il portale del turismo siost.it e la nostra card, la Sicily City Card, una card sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia usufruendo di tante agevolazioni, dalle strutture museali ai percorsi naturalistici. E proprio qui, sapete, c'entra molto quello che è i tre ideatori, i tre founders di Io Compro Siciliano, e sono Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello, quello che loro ogni giorno fanno. Abbiamo appena visto questa settimana questo webinar del progetto internazionale del Milan Urban Food Policy, che è questa forma di rivalutazione dei territori, ma anche di tutto quello che riguarda il cibo, la biodiversità, il non spreco, l'equilibrio perfetto tra ambiente e uomo. In questo webinar, il primo italiano, pensate, con la Mila Urban, Io Compro Siciliano, è stato chiamato ad intervenire, soltanto 4 in questa prima fase le città italiane a tutto porto chiamate, e sono proprio Palermo, poi c'era Genova, poi c'era Livorno ed Ancona. E poi naturalmente tutti i protocolli firmati con i presidenti degli enti parchi naturalistici in Sicilia, ancora Slow Food Sicilia, ancora tanti articoli sia nazionali che internazionali che hanno attenzionato il fenomeno. Sapete, da quello che è stato il Milano Finanza piuttosto che Millionaire, e devo dire che a proposito di articoli, beh, proprio il grande Alviero Martini durante il periodo di lockdown, di chiusura, rilasciava un'intervista a Repubblica, e pensate, da Milano in questa intervista dichiarava che aveva sentito parlare proprio di Io Compro Siciliano. Tra l'altro Alviero è un grande estimatore della Sicilia, della cultura, insomma sarà veramente un grande appuntamento. Mi è piaciuto in questo appuntamento, proprio per la presenza di Alviero Martini, chiamare uno dei tre fondatori di Io Compro Siciliano, Davide Morici, perché devo dire che in questo racconto un po' c'entra perché ci sono tanti bei progetti legati alla moda, ci sono tanti begli aspetti sociali legati a Io Compro Siciliano, che si ricongiungono anche con quello che sarà il tema di conversazione con Alviero Martini. Ma poi sapete, parliamo anche di libri, sì, perché c'è un'autobiografia, ne parleremo poi direttamente con Alviero Martini, e in questa presentazione, che è stata fatta a
Palermo c'era proprio Davide Morici e Alviero Martini. Beh, mi piacerebbe partire un po' per gioco proprio da questo appuntamento, da questa conoscenza. Signori, siamo felici di avere con noi uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, abbiamo Davide Morici. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti. Buongiorno, bentrovato. Beh, devo dire oggi siamo un po' fuori programma perché sapete, popolo di Incontro Siciliano, in genere noi curiamo la rubrica del Chiedimi pure, che è un momento di condivisione diretta, perché rispondiamo ai nostri amici che scrivono la nostra mail, che è proprio il Chiedimi pure, io compro siciliano, ed è al venerdì a cura di Giuseppe Giorgiani, al sabato con Davide Morici. Con Davide Morici perché? Perché Davide Morici è un grande esperto di turismo, di accoglienza, di spettacolo, è tra l'altro presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo, e io partirei, Davide, proprio da questo racconto, perché durante una presentazione ufficiale di un libro che è Andare lontano viaggiando, è un'autobiografia proprio di Alviero Martini, giunta tra l'altro alla quarta edizione, alla quarta ristesura, ripubblicazione, e beh, avviene questo incontro. Eh sì, avviene questo incontro proprio in relazione a questo evento, questo particolarissimo ed esclusivo evento, perché vedeva la presenza di Alviero Martini, il maestro dell'istituzione della moda nel mondo, insomma, chi non conosce l'arte e la passione, perché la porta, devo dire che ho avuto modo di scambiare più volte 2 parole con lui e devo dire che la passione se la porta dentro ancora oggi ed è quello che poi forse questo aspetto lo unisce tanto alla nostra terra, questa passione, questa insularità, insomma. Detto questo, quindi sì, sono stato presente a questo evento che è stato fatto a Palermo, dove lui ha presentato la collezione ALV Andare lontano viaggiando e anche la sua autobiografia, un evento bellissimo in un palazzo storico nobiliare di Palermo, a Villa Adriana, e da là è nata questa simpatia che ogni tanto ci fa pizzicare e chissà, sicuramente è un riferimento, un nome come Alviero Martini è un riferimento. Allora, io penso che saremo tutti d'accordo sul fatto di farlo entrare immediatamente in diretta con noi, ma permettetemi adesso di leggere qualche messaggio e di iniziare con il nostro consueto grazie, perché voi dovete sapere, carissimi amici, che noi ogni giorno, in ogni diretta, ringraziamo ognuno di voi. E quindi la regia, chiederei alla regia di partire dal nostro grazie, perché è fondamentale dire grazie a 249.655 amici, siamo arrivati quasi a 250.000 e quindi ogni giorno è una festa ed una gioia condividere questo momento insieme a voi. Abbiamo saluti da Mimma Spaldina, buongiorno a tutti voi, un grazie di cuore per quello che fate, grazie Mimma, Mimma è un'artigiana, Salvo Renda, ciao grande chef, buongiorno Katiuska, sempre solare e positiva, esprimi sempre gentilezza e fascino in modo esponenziale, grazie caro chef. John Blandi, John, auguri John, oggi è il tuo compleanno, buon principio di settimana, bella, grazie, tra l'altro John, faccio una parentesi, è un siciliano che vive in America, a New York, e lui dice sempre io compro siciliano, e quindi Ida Stagnetta, anche lei è una siciliana che vive in Belgio, buongiorno Katiuska Falvo e Davide Morici, così per tutto il mondo di Io Compro Siciliano. Ciao grande Ida, anche lei grande sostenitrice della Sicilia. Sebastiano Passarello, eccomi Katiuska, lui vive al nord e per adesso è in vacanza qui da noi. Franco Saffina, ciao grande Franco, ceramista, buongiorno, buon inizio settimana a te Katiuska e a tutti i nostri amici che seguono Io Compro Siciliano. Beh, Sebastiano dice un bacione da Avola, perché per adesso è Avola, e ne approfitto per salutare naturalmente tutta la Sicilia. Lidia Prestana, buongiorno a tutti voi, Io Compro Siciliano. Beh, io a questo punto facciamo una cosa.
Abbiamo Luigi Malerba, buongiorno a tutti voi. Ci fermiamo un attimo con i saluti e riprendiamo fra poco perché torniamo da voi. Il Faraone Palermo, buongiorno carissima, bravissima e bittazza, bentornata, buongiorno. Altrettanto a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, non lo leggo più in sovraimpressione. Però continueremo fra poco a salutarvi. Io lo chiamerei perché lui è lì, pensate, questa mattina, lui è in Sicilia, tra l'altro per adesso, perché così come vi dicevo, lui è un grande amatore, stimatore della Sicilia. Per adesso è in Sicilia. E poc'anzi, quando abbiamo fatto la prova tecnica, era posizionato in un posto splendido, aveva proprio accanto a lui questo carretto e poi aveva la sua bella maglietta di ALB, andare lontano viaggiando. Bene signori, viaggiando, arriviamo da Alviero Martini. Buongiorno, benvenuto. Finalmente. Buongiorno Alviero. Eccoci qua, come stai? Come state? Bene. Grazie, allora, grazie. Io sono in questo momento a Paternò, in un casale meraviglioso, tipico siciliano, e mi ero posizionato vicino a un carretto perché mi sembrava il set ideale, invece poi per ragioni di luce mi sono dovuto spostare. Però sono qui in Sicilia da ormai 5 giorni e stiamo facendo un tour che è venuto fuori durante il lockdown, perché ho fatto la bellezza di 102 dirette ogni sera alle 22 e alle 23 con personaggi del calibro di Michele Cucuzza, Silvana Giacobini, piuttosto che ministri, Platinette, Licia Nunez, insomma un sacco di personaggi, molte miss, abbiamo avuto dei medici, degli scienziati, dei calciatori, insomma non ci siamo risparmiati nessuno, nutrizionisti che hanno dato delle formule ben precise. E quindi abbiamo promesso a tutti che avremmo fatto un tour per andarli a incontrare, e così abbiamo fatto. Siamo partiti 5 giorni fa da Milano, e con un van tutto griffato con il mio logo, e siamo in 3, c'è Steven Torrisi che è l'organizzatore, abbiamo un driver e poi ci sono io, e andiamo in giro a presentare i libri, che poi te ne parlerò, e soprattutto a fare. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima sfilata qui a Paternò, al castello di Paternò, e quindi c'è moda, arte, cultura, sociale, tanti argomenti che devo dire i siciliani apprezzano molto, e noi siamo molto felici perché abbiamo effettivamente sdoganato quello che era il blocco, e siamo riusciti a fare con ovviamente le giuste regole, i distanziamenti sociali, piuttosto che abbiamo comunque impostato tutto il mese di agosto. Siamo partiti il 31 da Scicli con una presentazione di libri, ieri sera la sfilata a Paternò, domani siamo a Milazzo per un'altra presentazione di libri, dopodiché ritorniamo in continente e facciamo la Puglia, poi dalla Puglia andremo in Calabria, poi dalla Calabria in Alto Lazio, e poi faremo una settimana nel Molise, promuovendo il territorio, ma presentando anche lì libri, facendo incontri di cultura sul sociale. Parleremo di Karen Share, la mia associazione che si occupa di bambini abbandonati in India, e poi faremo le isole Termoli, e naturalmente ma io adesso, mentre viaggia Alviero, me lo prendo, perché avete capito già da come lui ha iniziato a viaggiare, perché lui viaggia, lui ha sempre viaggiato in realtà in vita sua, perché questo viaggio è un tema ricorrente. Mi piacerebbe partire, Alviero Martini, da quella che è una presentazione che magari non tutti sanno, però è una cosa che mi piace condividere al popolo di Io Compro Siciliano. Alviero Martini è davvero un artista dalle mille sfaccettature, dalle mille capacità veramente da scoprire. Pensate, lui nasce poi come allestitore, come vetrinista, poi da lì appunto ci sarà quella famosa valigia messa in questa vetrina di Roma, e da lì appunto accadde molto che adesso lui condividerà con noi. Però Alviero è anche un bravissimo
disegnatore, è un bravissimo pittore, è un bravissimo scultore, è un bravissimo persino attore. Pensate, Altiero Martini ha recitato con Vittorio Gassman in uno spettacolo che portava la regia di Pierpaolo Pasolini. Beh, spiegare quello che è Altiero Martini è veramente un mondo incredibile e, devo dire, è anche un eccezionale scrittore. Lui ha ben scritto 2 libri, uno dei quali fra poco appunto verrà preso con noi in considerazione per questa intervista. Perché? Perché Altiero è un grande, noi diciamo sempre, ne parliamo spesso Altiero con i 3 fondatori. È importante dare dei messaggi. Beh, devo dire che più che lifestyle, pensate, negli anni 90 in tutto il mondo si parlava di uno style maker. Altiero Martini era colui che aveva creato un nuovo concetto del viaggio. Partiamo da qui. Beh, tutto quello che dici è assolutamente vero. Io ho ideato, e devo dire però che c'è stato un tempo, tu adesso hai accorciato i tempi, ma la realtà sono stati 30 anni di tentativi, perché avevo puntato la mia asticella talmente in alto che volevo fare qualcosa di unico che non avesse mai fatto nessuno. Quindi tutti gli esperimenti che facevo da 8 anni, quando ho fatto questa dichiarazione a una mia zia, fino ai 38 anni, è stata tutta una ricerca, tutte ricerche che sono state preziosissime, perché senza queste io non avrei potuto affrontare poi il grande successo mondiale e continuo a dire a tutti che se uno sogna ed è connesso con l'universo ti restituisce i sogni. Quindi bisogna assolutamente credere in se stessi, non avere paura di porte sbattute in faccia, perché se ne aprono altre, non aver paura di esitazioni, perché le ho avute anch'io, però non mi sono mai arreso, sono andato avanti alla ricerca di qualcosa di unico. A un certo punto mi dicevo anche, ma forse è un po' troppo quello che pretendi, e invece non era così, era che quel qualcosa di unico era talmente unico che aveva bisogno di essere preparato. Quindi non desistere mai, non pensiate che il successo arriva in 2 secondi e uno parla e dice voglio questo e immediatamente lo trovi. No, devi fare la gavetta, devi studiare, devi acculturarti, devi sapere che cos'è la filiera italiana del Made in Italy, in questo caso parliamo di compro siciliano, quindi devi sapere che cos'è la Sicilia, che cosa sono i paesi, per poter raggiungere poi il proprio sogno, che diventa realtà, e quando diventa realtà diventa business, e quindi a quel punto bisogna essere pronti con tutte le arti che avevo messo in campo, che era dall'allestimento alla recitazione, dalla fotografia alla comunicazione, perché poi bisogna anche saper comunicare tutto questo. E quindi poi un certo punto della mia vita ho avuto talmente tante richieste di gente che mi chiedeva ma come ti è venuta l'idea delle carte geografiche? Allora ho detto è l'ora di scrivere un libro, e ho scritto questo libro che si chiamava, la prima edizione, Un sogno, il mondo in valigia, ed era edito da Salani. Poi sono seguite 2 edizioni in ebook, però sappiamo che l'ebook in Italia non è ancora molto frequentato, e adesso invece c'è un editore di Roma, Pagine, che lo ha editato e sarà da settembre in libreria, però io ho 1000 copie che stiamo andando in giro a vendere. Questo libro è un libro motivazionale che è stato preso da tutti i coach perché insegna e racconta, al di là del mio personale successo, c'è tutta la storia che anticipa il successo, ed è proprio esattamente quello che i coach dicono, che soltanto con la perseveranza, soltanto con la volontà, soltanto con l'umiltà, e poi io ne aggiungerei tante altre di caratteristiche, si può raggiungere un progetto. È stato bellissimo e lo stiamo andando a raccontare, e devo dirvi che quando lo racconto
c'è tre quarti d'ora, un'ora di silenzio assoluto, perché la storia è molto avvincente, ma perché non è la mia storia, è la storia di tutti noi che sogniamo e che desideriamo realizzare un sogno. Ecco, io racconto la mia storia, ma alla fine si alzano tutti in piedi e mi dicono: ma allora può succedere anche a me. Certo, soltanto se avrai determinazione, volontà, credo, fiducia, orgoglio, audacia, coraggio, e poi chi più ne ha più ne metta, soprattutto umiltà, perché i giovani di oggi spesso non ce l'hanno più, non sanno più che cos'è l'umiltà, pretendono di avere subito un successo immediato, mentre invece il successo arriva con il tempo, perché devi prepararlo e devi essere pronto quando arriva a saperlo gestire, perché vediamo tante persone che hanno un successo immediato, la stagione dopo sono già spariti, e invece ci vuole la tenuta di strada, che è quella che, se hai fatto tanta gavetta, poi riesci veramente a superare tutti gli ostacoli, e nonostante io abbia raggiunto vette livelli che neanche io immaginavo, nonostante tutto mi considero sempre che ogni giorno parto da zero, perché se qualcuno pensa di essere arrivato, ha finito il suo percorso. Non si arriva mai, bisogna veramente coltivare i nostri sogni. Alviero Martini, vedete, è un grande, lui dice sempre: è importante amare la vita, e questo viene fuori, questa energia viene fuori dal suo racconto. C'è qualche messaggio che mi piacerebbe, Alviero, leggere dei nostri amici che stanno scrivendo in diretta. Il Faraone Palermo scrive: grande Alviero Martini, di grande cuore e di un'anima nobile. Quindi grazie. Ancora Giuseppe Giorgiani è uno dei tre fondatori di Io Compro un Siciliano, insieme a Davide, insieme a Francesco Caravello. Buongiorno Sicilia, buongiorno a Giuseppe Giorgiani. Jamila Felici Queder scrive: buongiorno Katiuska e Davide, buongiorno ad Alviero Martini. Come design e fondatrice di un brand emergente di moda, abbiamo tra l'altro avuto Jamila proprio in uno dei nostri live. Vorrei chiedere ad Alviero Martini qual è il consiglio che vorrebbe dare a chi come me ha intrapreso questa carriera. Grazie mille e una splendida giornata a tutti voi. Jamila Veder. Ma sai, il consiglio è quello che ho detto prima, di affrontare tutte le difficoltà che ci sono tutti i giorni, perché ci sono dei sabotaggi che noi stessi ci facciamo, ci sono dei sabotaggi che la gente per invidia o per qualunque altro motivo lo fa, e poi c'è l'economia che non aiuta in questo momento, quindi bisogna avere il coraggio di non mollare, di sopportare dei periodi di magra, e anche noi abbiamo ridimensionato la nostra azienda perché non è più come prima, quindi, ma non per questo siamo scomparsi o ci siamo autocelebrati con un funerale. No, tutt'altro, siamo vivi più che mai, perché in questo momento bisogna essere energici, positivi, e soprattutto sapere convertire la negatività in positività. Quindi a Jamila posso solo dire di non arrendersi mai, e se anche ha dei cedimenti, perché li abbiamo tutti, perché vediamo che i risultati non sono esattamente quelli che speriamo, ci vorrà molto tempo prima di tornare all'economia precedente, però torneremo, e quindi questo torneremo non è un decreto che dice il nostro Presidente del Consiglio, ma è un verbo che noi usiamo molto, perché crediamo, e se uno crede in quello che fa, ti assicuro che prima o poi arriva, magari in proporzioni diverse rispetto agli anni 90, rispetto agli anni in cui c'era il boom commerciale, però dovremo per forza di cose tornare ad una vita regolare e normale. Adesso siamo tutti sballati e tutti impauriti. Personalmente io non ho paura, perché la paura è la peggior nemica delle attività, e quindi abbiamo prudenza, che è diverso. La prudenza ci vuole, ma non paura, perché abbiamo sconfitto milioni di cause, figurati se non affronteremo anche questa, e quindi bisogna avere veramente un po' di audacia, un po' di coraggio, e non abbattersi mai, questo assolutamente mai. Voglio però approfittare un attimo per salutare Davide, per dirgli che oltre alla simpatia, io con Davide ho un
debito di riconoscenza, perché sono arrivato a Palermo e pensando, volevo stare vicino al Teatro Massimo, e per cui avevo chiesto un albergo lì vicino. Mi hanno detto non ti preoccupare, c'è Cialoma, e quindi sono stato ospite, ormai è casa mia, quindi ho le chiavi, entro, vado e vengo, perché la sua gentilezza, la sua sicilianità, che è misurata ma molto diciamo è molto generoso, e quindi mi ha fatto sentire subito a casa sua. Siamo diventati amici immediatamente, perché non si può non essere amici di Davide, e che rappresenta una grande parte dei siciliani, perché siete tutti veramente così ospitali, e devo dire che continuo, ormai sono 40 anni che vengo in Sicilia, e ogni volta scopro che c'è una crescita di abbondanza, di generosità, del quale l'universo è pieno, e in qualche parte del mondo non sanno dove trovarla, mentre invece basta guardare in cielo, guardarsi negli occhi, e la generosità, l'affetto e la stima arriva immediatamente. Grazie Davide. Grazie Alviero, rispondo, Katiuska, rispondo nel senso che è un piacere averlo, perché è una gran bella persona. Alviero, sei veramente una persona, diciamo, molto più di un coach, anche devo dire, con le belle parole che dai, che poi noi viviamo in pieno in questo progetto Io Compro Siciliano, che sta per la prima volta unendo la Sicilia. E quante parole ho condiviso, ti ascoltavo mentre ora ti stavo ascoltando, e ho vissuto e viviamo giornalmente, ma non soltanto io, tutti 249.650, insomma, utenti di Io Compro Siciliano. Quindi sono parole di speranza, sono parole di concretezza, perché poi tutto questo si tramuta in concretezza. Grazie veramente. E chissà mai, ora vedevo, caso vuole, tra i vari commenti c'è questo commento, chissà mai se qualcosa E io lo leggo magari. però un attimo, no, Davide, a questo punto io lo leggo proprio, perché Chiara Sedita, tra l'altro un'amica che scrive spesso nei nostri live, dice: grande maestro Alviero Martini, eleganza e charme. Pensare ad un progetto moda made in Sicily, a marchio Io Compro Siciliano e Alviero Martini? E beh, io a questo punto lo chiedo ad entrambi, cioè. Qui stiamo parlando con uomini dell'energia, cioè qui continuiamo a parlare di energia, di carica, di positività. Beh, devo dire che da parte di entrambi questo non manca. E allora rispondiamo? Allora rispondiamo che non ci sono pregiudizi alcuni, e per cui parliamone volentieri, figuriamoci, e sarebbe un piacere ritornare a produrre in Italia, perché purtroppo anche noi siamo dovuti ricorrere all'estero, perché molte fabbriche hanno chiuso, molti laboratori hanno chiuso dal nord al sud, e quindi siamo dovuti ricorrere all'estero. Per cui se qualcuno ha voglia di riprendere l'attività, io sono pronto a venire anche a trasferirmi in Sicilia, quindi ben volentieri. La E casa come c'è. dico io spesso, ci La piace. casa ce l'ho, Infatti, quindi. con piacere, ma lo prendo anche come impegno, perché poi devo dirti, Alviero, che noi da un po', per una serie di richieste che ci sono arrivate, perché noi promuoviamo l'artigianato d'eccellenza, e quindi la moda made in Sicily, alla fine ci sono piccolissimi artigiani che hanno veramente arte nelle mani, e a volte non hanno la forza di potersi promuovere, e il fine nostro è proprio questo, quello di dare i giusti supporti e creare le giuste sinergie affinché si possa andare oltre. Quindi diciamo, me lo prendo come impegno, avremo modo di discuterne, perché tanti artigiani della moda in Sicilia hanno voglia di fare e di unirsi, quindi ben venga, ben venga. Perfetto, perfetto. C'è questo messaggio di Mariano Carbonetti che dice: buongiorno a voi tutti, grande chef. Mariano è spesso anche lui ospita ai nostri live. Diceva buongiorno a tutti, a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Ancora Marilu Chiaramonte, ciao cara amica, complimenti, un grande saluto da Alviero Martini, quindi saluti da parte della nostra amica. Gaetano Rappa. Se un grande come Alviero Martini partecipa a Io Compro Siciliano, fa capire come l'umiltà di un uomo è la sua grandezza. Ed è vero, Gaetano.
Io Sì. non sono d'accordo su questo, perché non ci vuole umiltà per essere io compro siciliano, ci vuole solo un po' di buonsenso. Quindi l'umiltà è la mia personale, però poi il buonsenso fa sì che uno apprezzi il vostro lavoro e soprattutto la volontà di promuovere il Made in Sicily. Quindi mi fa piacere che mi riconoscano l'umiltà, ma in questo caso devo dire che ci vuole solo un po' di buonsenso. Devo anche dirvi un'altra cosa, che da quando sono arrivato in Sicilia non avevamo previsto nessuna né collegamento né tantomeno intervista, eccetera, eccetera. Invece ho già avuto 3, il giornale di Caltanissetta, il giornale di Ragusa, il giornale La Sicilia, e oggi è in edicola il giornale di Sicilia, che mi dedica tutta una pagina per la presentazione di domani sera a Milazzo, e quindi parla dei miei libri perché è nella sezione cultura, e quindi l'accoglienza è stata come sempre calorosissima, e anche la stampa si è molto prodigata per promuovere il nostro tour, anche se è un piccolo tour in Sicilia, ma io ho voluto proprio partire dalla Sicilia, perché ho detto partiamo dalla parte più calorosa dell'Italia, poi saliamo su e torneremo, finiremo il 30 agosto a Barolo, quindi le terre dove il nostro amico Carlin Petrin di Slow Food presidia, e so che presidia anche la Sicilia, quindi in qualche modo ritorniamo a casa, ecco. Tra l'altro io compro siciliano, perché ho firmato adesso sono un paio di mesi fa anche questo protocollo di intenti con Slow Food Sicilia, proprio per attenzionare il territorio e i suoi prodotti, ma io vorrei ritornare un attimino a parlare di questa autobiografia, di questo libro che adesso appunto verrà presentato in tanti appuntamenti culturali, non solo in Sicilia ma in Italia, perché in tutto questo c'è un po' un concentrato di quella che è la vita di Alviero Martini, ma soprattutto quello che è il suo modo, il suo messaggio, che è un po' quello che lui poc'anzi ha condiviso con i nostri amici che hanno scritto anche nella nostra diretta, che è questo messaggio dato ai giovani anche di positività, no? Tra l'altro Alviero Martini attenziona molto a quelli che sono i messaggi che sono dietro al suo fare, anche artistico, non solo quello che è il suo fare diciamo quotidiano, perché lui quotidianamente si dedica appunto ai giovani, ma si dedica poi al sociale, e su questo vorrei proprio fermarmi, quindi partire da quello che è il messaggio dei giovani anche attraverso questa bellissima edizione di Andare lontano viaggiando, ma anche poi quelle che sono le iniziative sociali che Alviero Martini fa nel mondo. Dunque anche qui mi sento dire spesso: ah, ma tu sei un uomo straordinario, fai delle cose incredibili, ma non è vero, perché faccio delle cose ordinarie che dovremmo fare tutti. Io sono nato in una famiglia contadina e mia madre, oltre a fare la contadina, faceva un po' l'infermiera del paese, mi portava in giro con lei a fare le punture, allora si diceva le punture, quindi io tenevo il cuscinetto con l'ago, e quindi ho imparato da lei, ma sin da piccolo, a fare beneficenza o comunque a fare assistenza. E non è che è arrivato il momento in cui uno diventa magari un pochino più agiato e fa beneficenza. No, io l'ho fatta sempre anche prima, avevo dei bambini adottati in Africa, sostenevo Chernobyl piuttosto che altre cose, e in famiglie italiane. Ho sempre avuto questo senso di dare, perché si sa che dando si riceve, quindi se uno si tiene tutto per sé non riceverà mai nulla, perché non ha la legge dello scambio. E quindi a un certo punto poi nella vita sono diventato Alviero Martini e ho incontrato un'associazione che si chiama Care and Share, che vuol dire prenditi cura e condividi, che ha sede in India. La sede è in Italia, quella ufficiale, però noi abbiamo dislocato in India, il nostro territorio è Vijayawada nell'Andhra Pradesh. Abbiamo 2500 bambini che vengono abbandonati oppure appartengono a caste bassissime, per cui noi diamo a loro tutto quello che è possibile: educazione, informazione, sanità e tutto quello che vogliono, tutto questo apolitico e soprattutto senza religione di mezzo, perché chiunque può essere induista, musulmano, cattolico, viene accolto con la stessa enfasi. Quindi
Facciamo questo e ovviamente ogni volontario ha una sua caratteristica. Io non sono né infermiere né pediatra né tantomeno sono capace di raccontare storie in hindi o telugu ai bambini, quindi il mio compito è quello di fare il fundraiser, ovvero raccogliere fondi per l'associazione. E quindi da quando sono diventato Alviero Martini, che ho avuto la possibilità di fare tanti eventi, ogni evento e anche quelli che facciamo in questo tour c'è una parte che viene dedicata ai nostri bambini, quindi non è nulla di straordinario, perché ovviamente quello che faccio io è molto. Io sono il testimone italiano Kabir Bedi, l'ex Sandokan e il nostro ambasciatore mondiale, e abbiamo fatto dei giri insieme l'anno scorso in Italia per raccogliere dei fondi che servono per costruire case, costruire scuole, ospedali, e spessissimo si dice sosteniamo un bambino, in realtà sosteniamo tutta la famiglia di quel bambino, perché se anche è stato abbandonato, comunque noi cerchiamo di ricucire i rapporti con la famiglia e aiutiamo anche la famiglia. Infatti io ho adottato nel tempo 25 bambini, adesso sono già tutti adulti, sposati, me ne sono rimasti 4, 2 dei quali sono all'università e 2 invece hanno 10 anni, fanno le loro classi elementari, però abbiamo dei legami con le famiglie e che questo significa che cerchiamo di ricucire anche quel tessuto sociale che si è si è in qualche modo interrotto per via della povertà e per via dei disagi che in India ci sono. E poi cerchiamo anche di combattere questa abitudine di fare 18 figli a famiglia, quando ne bastano, soprattutto in un paese così povero, ne bastano meno. Noi qui avremo bisogno di una natalità superiore, ma quella in India è eccessiva, perché poi c'è la discriminazione, ovvero le bambine vengono maltrattate, i bambini addirittura vengono mutilati per mandarli a mendicare, quindi dobbiamo veramente educare ad una società civile un pochino più, non un pochino, decisamente sostenibile. E questi nostri 2500 bambini sono adesso protetti in una casa che ho fatto in tempo l'anno scorso a raccogliere i fondi per costruire, e quindi il mio lavoro non è quello di andare giù a fare il pediatra, anzi io vado ogni anno a fare Babbo Natale, perché loro si divertono anche con un po' di Bollywood e quindi è una specie di festa pagana dove io vengo trainato da 2 bufale piuttosto che da un carretto indiano o da un tuk tuk. Sono arrivato una volta in moto, sono arrivato una volta paracadutato da un albero, e quindi il Babbo Natale ogni anno dà una sorpresa. Porto giù i soldi che ho raccolto e spesso non li porto perché faccio dei trasferimenti, perché sono cifre molto importanti, però poi portiamo giù i doni, e devo dire che loro, non avendo concezione del tempo, tutto questo dura dalle 3 del pomeriggio fino alle 9 di sera con 40 gradi, io vestito di pile con un pancione e una barba enorme, e ogni bambino vuole la foto con il Babbo Natale, quindi devo dire che mi diverte molto, perché poi quando vedi il sorriso e soprattutto gli occhi di un bambino indiano che ha ricevuto un piccolo dono è una cosa incredibile di emozione. Oggi ovviamente con il Covid è tutto sospeso perché non possiamo più viaggiare, però speriamo presto di riprendere la vita. Nel frattempo facciamo altre cose, perché ci sono per esempio molti anziani che vanno supportati anche solo con una telefonata, quindi ieri ho telefonato a zia Rina, perché ormai è diventata la mia zia Rina, che è la zia di un mio amico che ha compiuto 103 anni ed era da sola in casa, quindi, e quindi abbiamo parlato durante tutto il lockdown, la chiamavo un giorno sì un giorno no, perché era terrorizzata, era chiusa in casa e meno male non era in una clinica per anziani, per cui bisognava sostenere queste persone, quindi abbiamo fatto si può fare molto con un semplicissimo gesto che è quello di una telefonata, un aiuto, non è necessario sborsare chissà quali capitali. Poi se qualcuno lo vuole fare ben venga, però basta veramente poco per dare un sorriso, e spesso mi sento dire guarda, mi hai cambiato la giornata. Bene, allora ho raggiunto l'intento. Alviero, c'è un messaggio da parte di Ida Stagnetta e scrive: concordo con Alviero Martini, ci sente molto più ricchi nel dare, ognuno all'altezza di ciò che può,
ho la sua stessa filosofia. Grazie Ida. Lidia Prestana, Grazie Ida. ho letto il libro che racconta la tua vita, l'ho trovato molto interessante e formativo, soprattutto per i giovani. Grazie, quindi grazie a Lidia. Fausta Intravai, attrice. Io già lo adoravo per la sua arte, maestro. Adesso, dopo il suo impegno sociale, lo adoro ancora di più. Grande. Quindi complimenti. Grazie. Marilu Chiamone scrive complimenti, complimenti grandi ad Alviero Martino, bellissime parole, davvero saggio. E come vedete, cari amici, Alviero Martini continua a conquistare con il suo sorriso, la sua energia, la sua forza. Beh, Davide, io devo dire adesso capiamo perché c'è veramente questa grande sintonia. Io compro siciliano un po' adesso Alviero, il maestro stava raccontando che non ci si ferma anche rispetto agli accadimenti della vita, e devo dire, io compro siciliano questo ha fatto, nel senso che in un periodo particolarmente forte per tutti è riuscita a dare non solo quello che è lo spirito forte legato alla positività, ma anche occasione. Cioè, io compro siciliano diventa un'opportunità, e poi è questo, no? Cioè, trarre opportunità da ciò che di negativo accade nella vita, giusto Davide? Convertire il negativo in positivo. Sì. Esatto. Ma infatti abbiamo sin dall'inizio diffuso ottimismo consapevole, ed è stato di grande aiuto proprio anche dal lato sociale, dal lato di emozioni per tantissimi di noi, tantissimi siciliani del mondo, e comunque per questo problema che stiamo vivendo. E contemporaneamente abbiamo portato avanti e supportato le imprese, le piccole imprese che si sono ritrovati sicuramente con il problema di chiusure, di blocchi. Oggi siamo andati oltre, la fiducia l'abbiamo dei siciliani, l'abbiamo da parte di tutti, da parte delle istituzioni, dal piccolo al grande, e tutto questo grazie a quella determinazione, quello che diceva Alviero, e che, come dicevo, ci rivediamo in tutto quello che ci ha descritto della sua vita, ci ritroviamo, seppur siamo partiti ora. Poi la vita non era programmato questo, sì, ok, no. I 3 fondatori, la vita ti fa queste sorprese, e devi essere sempre positivo, devi essere sempre aperto e predisposto. E per essere predisposto devi intanto saper dare. Chi sa dare sa anche cogliere, ma chi sa dare deve averlo dentro, sicuramente riesce a creare tanto. Quindi belle parole, una testimonianza, per noi un onore, come ho detto all'inizio, avere Alviero e sentirlo e ascoltarlo è assolutamente un piacere. Quindi... Io vorrei anche aggiungere una cosa che non è un rimprovero, ma vuole essere una annotazione. Io sento moltissima gente che perde tempo a lamentarsi, quando invece il lamento poi chiama altro lamento, e invece di lamentarsi bisogna pensare di convertire quel lamento in qualcosa di utile. Io non mi lamento mai, anche se ci sono giorni che ho buone ragioni per farlo, perché non fa proprio parte della mia indole, e quindi quando sento qualcuno che si lamenta gli dico: senti, prova a cambiare registro, prova a pensare al contrario. E devo dire che ogni tanto ci si riesce, però il lamento fa parte anche della nostra tragedia, della nostra cultura. Però bisogna abbatterla questa cultura del lamento, perché se no non si va avanti e non facciamo altro che generare altro lamento. Quindi forza, coraggio, e davanti al lamento convertirlo in positività, questo sempre. A questo punto noi siamo andati oltre 13 minuti, perché oggi ne valeva realmente la pena iniziare. E non abbiamo il tempo per parlare, del mio libro d'arte. È vero. Allora, facciamo così, noi diciamo a tutti i nostri amici, a questo punto vediamo se riusciamo a fare un po' come si dice in una nota trasmissione televisiva. Facciamo il nodino, perché ci piacerebbe poter, Davide ed Alviero, vediamo un attimino,
poter riavere Alviero Martini ospite, perché ci sono veramente tanti argomenti che abbiamo attraversato velocemente, uno dei quali era proprio quello che lui adesso ci stava dicendo, ma siamo praticamente 15 minuti oltre, perché sapete, oltre un po' quello che lui adesso diceva, bisogna trarre opportunità, bisogna essere positivi. Pensate, tra le tante cose che lui fa, nel periodo Covid ha persino fatto 90 disegni. 90 disegni che poi sono diventati una pubblicazione per adesso, che tra l'altro un libro d'arte, sì. Un libro d'arte, fatto tra l'altro in maniera assolutamente particolare. Però siete d'accordo se riuscissimo magari a fissare un'altra intervista con Alviero e parlare un po' più di queste pubblicazioni? Mi piacerebbe poter affrontare un po' meglio questo altro aspetto della vita di Alviero, del maestro Alviero Martini. Che ne pensate? Io Io diciamo, ci sono. Io assolutamente ci sono, ogni quindi, giorno, come si dice. quando volete, basta combinare i tempi, perché magari se sono in viaggio c'è una connessione non buona. Appena mi fermo, comunque poi ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo per fare un'altra diretta, volentierissimo. E allora Ok. facciamo nodino. A questo Perfetto. punto io direi, Alviero Martini, maestro, a noi piacerebbe che ci facessi vedere questa tua bella mise, perché questa mattina si è aperta, oh, così ti voglio. Poi possibilmente se ti giri, guarda, a noi non interessa adesso che andiamo un po' contro luce, oh, guardate un attimino lui questa mattina come aveva iniziato la diretta. Aveva i suoi occhiali da sole, la sua bella maglietta ALV, andare lontano viaggiando. Aveva dietro questo carrettino messo proprio lì. Beh, avete capito chi è il maestro? Noi dobbiamo proprio chiudere, salutare tutti gli amici Io di Io Compro Siciliano. vi abbraccio fortemente, calorosamente, perché ci sono un po' di gradi alti, e poi vi do il mio totale consenso al Io Compro Siciliano, che Davide e i suoi due soci hanno messo in piedi, perché trovo che sia assolutamente un modo di reagire così positivo e così elegante, perché non è invadente, è semplicemente una proposta, e di conseguenza quando volete mi richiamate, io ci sono, va bene? Sì, come ci piace. A questo punto, scusate, per chiudere come sempre, e oggi lo facciamo, guardate un po', potreste per favore avvicinarvi alla camera, Davide, Alviero? Ok, noi ringraziamo Davide Morici, Giuseppe Giorgiani, Francesco Caravello per quello che ogni giorno fanno per Io Compro Siciliano. Noi ringraziamo il maestro Alviero Martini perché ha accettato questa intervista e soprattutto per averci dato questa carica emozionale ed energetica importante, ma dobbiamo chiudere il nostro appuntamento così. Potreste per favore ripetere con me, Compro siciliano. Siciliano, ci piace, io l'avevo detto che mi piaceva quest'uomo. Grazie per essere stato con noi, grazie al maestro Alviero. Grazie Alviero, grazie, ciao. Ciao, ci vediamo grazie, domani alle Cladis. 12. A presto. Ciao Alviero.